Alla casa di riposo Monumento ai Caduti in Guerra, un ospite speciale per fare gli auguri di Natale ad ospiti e parenti. C'eravamo anche noi. Presidente, oggi avete fatto questa festa in onore dei vostri ospiti per augurare a tutti un buon Natale. Sì, questa è un'opportunità che abbiamo avuto grazie anche al Rotary Club di Sandona di Piave. Una mano ce l'ha data il dottor Paolo Madeschi, che è presidente del club. Questa è un'occasione per i nostri ospiti di prepararsi in maniera gioiosa al Natale che è alle porte. Quindi una gran festa con Giuseppe Cionfoli che ha cantato per noi. Assolutamente sì, un grande artista, una persona di talento, una persona che riesce a sicuramente ad animare lo spirito e l'anima delle persone. Anche voi un augurio oggi qui alla casa di riposo. Sì, noi oggi siamo venuti qua insieme ai nostri Rotary Padrino per portare una giornata di gioia a queste persone che verrebbe da dire meno fortunate, ma in realtà ci accorgiamo che questa è una struttura per i sandonatesi molto importante e che noi ci sentiamo proprio di appoggiarla proprio perché crea una vera casa, un luogo familiare. Questo sarà sicuramente uno dei primi appuntamenti che faremo, cercheremo di portare avanti anche negli anni a venire e nei prossimi mesi altre giornate di compagnia per l'hospice qua in sostegno della casa di riposo di Sandona. Anche lei oggi qui in casa di cura per fare gli auguri di Natale a tutti quanti. Sì, è vero, io ho portato non solo gli auguri miei personali, ma gli auguri di tutta l'amministrazione comunale e della città di Sandona di Piave, e l'augurio che voglio estenderlo tramite la vostra emittente, lo voglio trasmettere a tutti i nostri concittadini, che siano sandonatesi o meno, e voglio augurare veramente che questo Natale, che siamo ormai alle porte di Natale, sia un Natale che porta tanta gioia nei nostri cuori e nelle famiglie di tutte le persone che ascolteranno questa trasmissione. Ospite qui alla casa di riposo fra Cionfoli, Giuseppe Cionfoli, in compagnia del dottor Madeschi. Oggi ci ha cantato delle belle canzoni per fare tanti auguri ai nostri ospiti. Beh, mi sembrava doveroso venire prima qui a fare questa grande cortesia sia agli anziani sia a Paolo, e per me venire qui e fare questa prima cosa dà un significato alla mia venuta. Presidente del Rotary Club, voi avete organizzato questa bellissima festa. Sì, io credo che sia la persona, non dico perché c'è lui qui, la persona ideale per dare un sorriso, un attimo di serenità alle persone che sono qui. Quelli che sono nella casa di riposo, anche se adesso non sono più le case di riposo una volta, hanno sempre, penso, dentro qualcosa di triste perché non sono come loro. Ecco, il sentire le sue canzoni, anche quelle non allegre ma che fanno pensare, aiutano. Io li ho visti contenti, allegri, e so che da stamattina erano agitati per il suo arrivo.